Abbiamo portato in giunta di questi giorni appunto l'autorizzazione al Corpo della Polizia Locale per l'avvio della fase sperimentale sull'utilizzo del taser. La porteremo in approvazione nel Consiglio Comunale, dopodiché prenderà immediatamente l'avvio, la fase della formazione e pertanto a seguire quello che è una pattuglia in servizio per un periodo di 6 mesi. A Venezia dunque si parte con la sperimentazione del taser, l'arma a impulsi elettrici che sarà data in dotazione agli agenti della polizia locale. È un momento molto importante perché facciamo parte di un progetto che è nazionale, dove sono 10 le questure in questo momento a essere state coinvolte in questa progettualità e noi come prima realtà nel Veneto della polizia locale a farne appunto questo utilizzo. Un utilizzo che reputiamo sia molto importante in vista di quello che oggi interessa tutto il nostro territorio in materia di sicurezza. Tema su cui l'amministrazione si sta impegnando per garantire maggiore tranquillità ai cittadini. Anche per questo arriveranno altre forze. È una linea che stiamo perseguendo dall'inizio del nostro mandato, una realtà nella quale crediamo veramente tanto e su questo stiamo investendo in maniera importante, tanto che appunto anche il nostro sindaco ha annunciato pochi giorni fa l'intenzione di aumentare ulteriormente l'organico.